Le terribili profezie sugli ultimi tempi di Luisa Picarreta e Maria Valtorta. Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi di due mistiche straordinarie, entrambe vissute nella prima metà del Novecento. Una è Luisa Piccarreta, la quale è stata terziaria domenicana e ha vissuto una vita praticamente a letto, in preda a misteriose malattie, e soltanto quando riceveva un particolare segno di croce fattole dai sacerdoti che si recavano al suo capezzale, Luisa Picarreta riusciva ad alzarsi e a tornare in qualche modo ad una vita normale. Luisa Picarreta ebbe colloqui con Gesù, con Maria, durante gli anni in cui visse praticamente una vita nel suo letto. Si dedicò alla scrittura, a mettere per iscritto tutto ciò che le dettavano Gesù e Maria, e è nata un'opera monumentale in cui praticamente Luisa Picarreta, che aveva fatto solo insomma le scuole elementari, racconta con la sapienza che chiaramente che le ha infuso Gesù, tutta una serie parla di profezie sugli ultimi tempi, affronta questioni teologiche molto complesse. Sicuramente c'è stata un'illuminazione divina, perché lei non aveva la preparazione per poter trattare di argomenti di una tale complessità. E parla in particolar modo, ecco, dei castighi che si abbatteranno sull'umanità negli ultimi tempi. La stessa cosa è descritta da Maria Valtorta nella sua opera monumentale in vari volumi, che l'Evangelo come mi è stato rivelato, il poema dell'uomo Dio, e dei quaderni che parlano dei colloqui tra la Valtorta, Gesù e Maria. Gesù anche alla Valtorta insomma ha parlato degli ultimi tempi, ha spiegato anche una serie di questioni teologiche, quello che ha arricchito il Vangelo di numerosi particolari. Insomma ha fatto anche un'opera di esegesi di alcuni passi della Bibbia, che sono stati proprio arricchiti da Gesù, da tutta una serie di spiegazioni che li hanno maggiormente chiariti. E per quanto riguarda la mistica Luisa Picarreta, ella in più di un'occasione si è offerta come vittima per poter espiare le gravi colpe commesse dall'umanità. Però diciamo, ecco, Gesù ha accolto in parte questa sua richiesta, però le ha anche fatto capire che i castighi per l'umanità, a cui andava incontro l'umanità, sarebbero stati inevitabili. Scrive Luisa in una visione che ha di un viaggio compiuto con Gesù: il benedetto Gesù mi ha trasportata in una città dove erano tante le colpe che si commettevano, che usciva come una nebbia densissima e maleodorante che si innalzava verso il cielo. Dal cielo scendeva un'altra nebbia folta, e dentro vi stavano condensati tanti castighi che pareva che fossero bastanti a sterminare questa città. Onde io ho detto: Signore, dove ci troviamo? Che parti sono queste? In un istante ho visto il caos che succedeva, e pareva che tutto fosse sconvolto da delle scosse. Nulla e nessuno veniva risparmiato. Ed ecco che Luisa dice a Gesù: oh Gesù, quanto volentieri io ti offro me stessa a soffrire i tormenti di tutti costoro, purché tu li risparmi. E in un batter d'occhio ho visto le tante miserie umane, l'avvilimento e lo spogliamento, la persecuzione che avrebbe subito la Chiesa assediata dai suoi nemici.
Ed ecco che, amareggiata da questa visione, ho detto al mio caro Gesù: Santissimo Iddio, date la pace alla Chiesa, fatele restituire tutto ciò che le hanno tolto, non permettete che i cattivi ridano alle spalle dei buoni. E mentre ciò dicevo, le divine persone hanno detto: sono arcani di Dio incomprensibili. Questa mattina il mio adorabile Gesù è venuto e mi ha trasportata fuori da me stessa, in una città che mi pareva fosse Roma, e quanti spettacoli si vedevano in tutte le categorie di persone. Si vedevano cose che facevano ribrezzo, si vedeva la Chiesa assediata dai suoi nemici. Ah, come costoro si rodono di rabbia contro la Chiesa, quante cattiverie vanno macchinando, ma non possono effettuarle perché nostro Signore li tiene legati ancora. Ma quello che più mi ha fatto spavento è che vedevo il mio amore Gesù quasi in atto di dar loro la libertà, anche se la sua mano ancora si tratteneva dal lasciarli liberi. Chi può dire quanto sono rimasta costernata, onde vedendo Gesù la mia costernazione mi ha detto: figlia, sono assolutamente necessari i castighi. In tutte le classi è entrato il marciume e la cancrena, e quindi è necessario una grande purificazione per far sì che non periscano tutti. Perciò questa è l'ultima volta che ti dico di conformarti al mio volere, ed io ti prometto di risparmiare in parte l'umanità. Ora pareva che Gesù mi dicesse: figlia diletta mia, voglio farti sapere l'ordine della mia provvidenza. Nel corso di ogni 2000 anni ho rinnovato il mondo. Nei primi 2000 lo rinnovai con il diluvio, nei secondi 2000 lo rinnovai con la mia venuta sulla terra, in cui manifestai la mia umanità, dalla quale come da tante fessure traluceva la mia divinità, e i buoni e gli stessi santi dei seguenti 2000 anni sono vissuti dei frutti della mia umanità e hanno goduto della mia divinità. Ora siamo circa all'inizio del terzo millennio, sta per finire il terzo 2000 e ci sarà una terza rinnovazione. Ecco, pertanto, lo scompiglio generale non è altro che il preparativo alla terza rinnovazione. E se nella seconda rinnovazione manifestai ciò che faceva e soffriva la mia umanità e pochissimo ciò che operava la mia divinità, ora in questa terza rinnovazione, dopo che la terra sarà purgata e distrutta in gran parte la generazione presente, sarò ancora più largo con le creature e compirò la rinnovazione col manifestare ciò che faceva la mia divinità nella mia umanità, come agiva il mio volere divino con il mio volere umano, come tutto restava concatenato in me e come tutto io facevo e rifacevo, e anche ogni pensiero di ciascuna creatura era rifatto da me e suggellato con il mio volere divino. Ora, mentre dicevo, mi sono ritrovata fuori di me stessa in braccio ad un sacerdote, però mentre la persona pareva un sacerdote, la voce mi sembrava di Gesù, e questi mi ha detto: faremo una via lunghissima, sii attenta a quello che vedi. E camminavamo senza toccare la terra, però prima io portavo lui in braccio, ma siccome mi inseguiva un cane come se mi volesse mordere, io avevo paura. Perciò, per togliermi la paura, abbiamo cambiato posizione, lui portava me, ed io gli ho detto: perché non lo avete fatto prima? Mi avete fatto prendere tanta paura, ed io non vi dicevo nulla perché credevo che fosse necessario che vi portassi io. Ora sono contenta che, essendo io portata in braccio, non mi potrà fare più nulla. Ed io dicevo: quanta altra via ci resta in lui? Altre 100 miglia. Poi, domandato di nuovo, ha detto altre 30, e così finché siamo giunti in città. E ora chi può dire ciò che lungo la via si vedeva, dove paesi ridotti ad un mucchio di pietre, dove luoghi allagati e paesi sommersi dalle acque,
acque, dove straripavano i mari, dove i fiumi, dove si aprivano voragini di fuoco. Mi sembrava che tutti gli elementi si mettessero d'accordo tra loro per nuocere alle umane generazioni e formavano sepolture per seppellirle. Quello che si vedeva di più lungo la via e che più metteva spavento e raccapriccio era il vedere i mali delle creature. Tutto era tenebre che uscivano da loro, ma tenebre fitte accompagnate da un'afa marcia e velenosa. Erano tante le tenebre che molte volte non si poteva discernere che punto fosse. Tutto sembrava finzione, doppiezza, e se qualche bene vi era tutto superficiale ed apparente, ma dentro covavano i vizi più brutti ed ordinavano le trame più insidiose da dispiacere maggiormente il Signore, più che se apertamente facessero il male. E questo in tutte le classi di persone, che è tarlo che rode tutta la radice del bene. In altri punti si vedevano rivoluzioni, uccidere le persone a tradimento. Ma chi può dire tutto ciò che si vedeva? Onde io, stanca di vedere tanti mali, ripetevo spesso: e quando finiremo questa lunga via? E quello che mi portava tutto pensoso rispondeva: un altro poco, non hai visto tutto ancora. Ed ecco che Maria Valtorta racconta, a conferma di queste visioni della Picarreta, la prima volta, dice Gesù alla Valtorta: vidi mio padre per purificare la terra, che mandò un lavacro d'acque, come si narra nella Genesi. La seconda volta mandò un lavacro di sangue, e di che sangue! Né il primo né il secondo sono valsi a fare degli uomini dei figli di Dio. Ora il Padre è stanco e a far perire la razza umana lascia che si scatenino i castighi dell'inferno, perché gli uomini hanno preferito l'inferno al cielo e il loro dominatore Lucifero li tortura per spingerli a bestemmiarci, per farne dei suoi completi figli. Ecco quindi che al primo periodo di purificazione durato 2000 anni, e questo periodo ha conosciuto il diluvio delle acque. Poi per altri secondi 2000 anni c'è stato un diluvio di sangue, cioè la morte redentrice del Salvatore, e quindi nei terzi 2000 anni, che sono quelli che stiamo vivendo, ci sarà un diluvio di fuoco. Queste sono le visioni che hanno avuto Luisa Picarreta e Maria Valtorta, la quale Maria Valtorta ha indicato molto bene le varie fasi degli ultimi tempi. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale ci sarà un tempo di pace e di preparazione all'avvento dell'Anticristo. Seguirà dunque un tempo di guerre, di carestie, di pestilenze, che culminerà nell'avvento dell'Anticristo. Quindi ci sarà il regno dell'Anticristo, che sarà breve, seguito dalla vittoria di Cristo e di Maria, quello che la Vergine Santa ha indicato come il trionfo del suo cuore immacolato, a cui seguirà un periodo di pace. Ci sarà poi un nuovo assalto del male, le 7 trombe, i 7 flagelli dell'Apocalisse, e quindi il ritorno di Cristo e la vittoria finale, la fine del mondo ed il giudizio universale.